10° paese al mondo più analfabetico, non è l'ordine di bravura, è l'ordine, il peggiore sta in alto, noi siamo i 10º peggiori al mondo. Quindi statisticamente, per quanto voi siate una classe eletta, per quanto io possa lavorare in una banca, statisticamente io, insieme a me c'è qualcun altro in questa stanza che oggi assolve dei compiti centrali per il futuro del nostro paese, che potrebbe non essere all'altezza di un ruolo oggi necessario. Questa lunga premessa è perché io resto dell'idea che la conoscenza sia potere, e a questo punto scopo del mio intervento è provare a disporvi qualche informazione su un foglio bianco. Se poi saprete già tutto, bene, ce ne andiamo con l'idea che sappiamo già in 2 la stessa cosa, è un bene, non è un male, non abbiamo perso tempo, intanto vuol dire che essere in 2 è meglio che essere da soli. Se gli dovessi aggiungere sul vostro foglio bianco qualche informazione in più, bene. Detto questo, non sarà sufficiente, perché poi alfabetizzazione funzionale bisogna saperle connettere le informazioni, perché se poi non le sai connettere, non le so connettere, non le sappiamo connettere, non ce ne facciamo una mazza. Ma ancor più l'ultimo sforzo sarà il tuo, quello, stante queste informazioni, visto che io non faccio il tuo mestiere e lungi da me presupporre nemmeno di poterti insegnare qualche cosa, a voi ancor meno, decidi tu come poter ripensare in una maniera complementare ciò che tutti i giorni già fai. Ok? E quindi proviamo a fare uno sforzo, no? Di provare a nettare tutto. Anche perché la scuola ci ha un po' fregato da piccoli, perché per suo ruolo ci costringe a fare un esercizio, che è quello di stare dentro i margini. L'insegnante ti determina, le istituzioni che governano gli insegnanti predeterminano il margine, che da un lato è un bene. Se parlassimo con dei, purtroppo non ho tempo di farvi vedere un filmato bellissimo, che mi dispiace proprio non avere qua con me, cioè ce l'ho ma non ho tempo di farlo vedere, che dimostra come il nostro cervello, c'è qualcuno che fa di neuroscienza nella sala? Bene, la sparo. Purtroppo il nostro cervello viene programmato dalla vita, no? E quando a un certo punto tu vieni programmato a delle idee, a delle abitudini, a delle consuetudini, queste diventano prima delle convinzioni e poi dei condizionamenti, di cui tu non ti liberi più, perché è così il funzionamento della macchina umana. Allora, provo a mettervi qualche puntino sul vostro foglio. Il futuro che sta arrivando non è più quello di una volta. Questa è una frase di Paul Valéry, nel senso che naturalmente noi siamo indotti come macchine umane a proiettare in maniera lineare il futuro come un qualche cosa che è appunto una proiezione lineare di un passato che conosciamo, altrimenti tu tutti i giorni ti faresti delle domande esistenziali, cosa che invece come me non ti fai, altrimenti tu tutti i giorni metteresti in discussione che potresti non trovare la macchina in garage, che la strada potrebbe essere un'altra percorso, non te le fai queste domande, perché naturalmente proietti un'abitudine, è una forma anche di preservazione che la specie ha. Ogni tanto però sarebbe utile farsi delle domande, perché l'epoca che stiamo vivendo è un'epoca dove il futuro non sarà una proiezione lineare del nostro passato. Vi do qualche riferimento di ciò che studiosi come me in giro per il mondo stanno indagando per capire quello che verso il 2020 e il 2030 potrebbe essere uno scenario possibile. 2020 e 2030 sono delle scadenze che troverete ricorrere spesso in ricerche, analisi, al World Economic Forum, perché sono dei momenti miliari dove si presume che alcuni trend iniziano a prendere forma e ad essere visibili in maniera grossolana. Nessuno è un esperto di futuro, è un ossimoro essere esperti di futuro. È chiaro che però tra me e un astronomo nel guardare un cielo stellato c'è una bella differenza. Io vedo magari una bella cosa, un agglomerato di puntini gialli, lui vede delle costellazioni che io non vedo. Chi sa navigare per mare senza le strumentazioni vuol dire che sa leggere le stelle, ha una competenza che io non ho. Quindi, tra sapere cosa accade domani e non sapere una mazza c'è saper leggere le stelle. Io ebbi la fortuna di incontrare il Dalai Lama nel 2014 e mi tolsi la curiosità di chiedergli a livello personale, stettimo assieme una mezz'oretta, poco meno, se fosse vera questa sua frase. La frase è: non esistono uomini nati sotto buone o sotto cattive stelle, ma solo uomini che sanno o non sanno leggere il cielo stellato. Provo a mettervi qualche stella sul foglio. Ci state?
2020 e 2030 ci saranno 4 grossi driver lungo i quali si ridisegnerà il nostro futuro. 1. L'ambiente. Io non so cosa c'entri questo con te, ciò che ti dico è che nel mondo nel quale stiamo per essere catapultati, cambieranno delle cose. Non so cosa significhi per il vostro settore la centralità dell'ambiente. Troppo facile pensare che, vabbè, non ci saranno abbiamo capito tutti che le macchine inquinano, speriamo che arrivino sulle macchine elettriche. Io ti dico, domani la gente ti chiederà conto di quella che è la tua attenzione a un tema che sarà centrale. I nostri figli, i nostri nipoti hanno chiarissimo questa cosa. Deve essere un tema che ricorre nello storytelling quotidiano della vostra funzione, perché il mondo vi chiederà conto come istituzioni e come garanti della custodia della conoscenza di un paese punti di vista su questo tema. Perché lo farà? Perché negli ultimi 25 anni abbiamo distrutto il 10% della nostra ricchezza naturale. Quindi noi apparteniamo a una generazione che non è stata sollecitata da questo problema. I vostri clienti crescono in un mondo che costantemente gli pone questa domanda. Se tu la ignori perché dici ma che c'entra con le istituzioni scolastiche, guardo la dottoressa o professoressa, dottoressa, io non lo so cosa c'entra. Ciò che so è che c'è un mondo che chiederà soluzioni per un problema che non riguarda la nostra generazione ma che è della generazione attuale. Vedo che non capite. Di cosa è fatto questo oggetto? Quando è stata inventata la plastica? Nata. Quando è stata inventata la plastica? Bene. C'è chi dice nel 1930, c'è chi dice che nel 1950, ma quello del 1950 si è fottuto il brevetto di quello del 1930. Scusate la parolaccia, è solo per essere più efficace. Diciamo 1940, ok? Che anno siamo? È importante rispondere, stiamo facendo esercizio di alfabetizzazione funzionale. Quanti anni sono intercorsi da quando è stata inventata ad oggi? 77. Da quanto esiste il pianeta? Non lo sai. Tu sai che c'è un'isola di plastica nell'Oceano Pacifico, grossa come l'Europa centrale, profonda 3 metri, che questo oggetto ci metterà 450 anni a biodegradarsi naturalmente? Questo è un cacchio di problema per il quale noi non abbiamo l'assetto neurologico, perché non riguarda la nostra generazione. La nuova generazione nasce in un mondo con un cacchio di problema. Il pianeta è un sistema chiuso. Chi inizia ad occuparsi di questa cosa? Se non la scuola? Per educare a? Nell'agosto del 2016 ci siamo consumati tutte le energie del pianeta, si chiama Earth Overshoot Day, il giorno nel quale tutto viene consumato, cioè la capacità naturale del pianeta di produrre le risorse che noi gli chiediamo. Se tutti vivessimo come se la Sud Corea non cambia stile di vita, avrebbe bisogno di 11 Sud Coree per mantenere il suo stile di vita. Non avendo risorse abbastanza, cosa fa la Sud Corea? Va a acchiapparsi la terra di qualcun altro. Se tutti vivessimo come gli australiani, ci vorrebbero 5 pianeti e mezzo. Quando sono nato io, 1969 per l'esattezza, l'Overshoot Day era l'ultimo giorno dell'anno quasi, cioè ogni anno riuscivamo a rigenerarci. In poco tempo siamo arrivati a metà dell'anno. Riguarda questo tempo, ce ne dobbiamo occupare. Se ce ne occupiamo quando non ci sono più le risorse, è tardi. 2. Secondo grosso driver che guida il cambiamento del mondo. Guardate qua, questa è la crescita della popolazione mondiale nei secoli dei secoli, amen. Noi apparteniamo a questo momento storico. Guardate quando c'erano i vostri nonni, quanti eravamo e quanti stiamo per essere tra molto poco. In questo asse temporale non sono cambiate le regole sociali, è difficile per un sistema cambiare le regole sociali ed adattarsi alla novità. Ma ti assicuro che oggi siamo 200 in questa stanza, se tra 4 ore fossimo 800, tutte le buone regole che fanno sì che si siedano prima le signore, poi gli anziani, poi avanti te, no ti prego, noi
Se stiamo in questa stanza in 800 per 4 mesi ci ammazziamo come cani, lo capite? O mi stai a raccontare che non è vero? Chi si siede a riposarsi? Chi beve queste bottigliette d'acqua per primo? Chi mangia? Quindi, vi sto dicendo, in brevissimo tempo non abbiamo riadattato le regole sociali a una nuova complessità. C'è bisogno che qualcuno si interessi di questi temi e che insegni a vivere una nuova complessità che non appartiene alla nostra generazione. Non abbiamo l'assetto neurologico per occuparci di questo, perché siamo cresciuti dove c'erano sedie per tutti. Nel frattempo però occupiamo la seggiola di chi insegna agli altri. Capite che è complesso? Qualcuno di voi ha un nipote che ha iniziato a toccare la televisione cercando un'interazione touch? Fatevi vedere. Che è andato alla TV, un bambino piccolo, e ha fatto così. Ci sono? Perché è successo? Perché quel bambino è nato in un mondo dove a 1 anno gli hanno messo in mano un cellulare e gli hanno detto: guarda tesoro mio, la tua fotina piccola, la mamma con la pancia, e gli hanno fatto vedere questi gesti e questi gesti. Il suo cervello registra. Poi va in salotto, vede una grande televisione e dice grande cellulare e cerca quell'interazione, perché è stato programmato neurologicamente da una interazione. Lui dice schermo più immagini, cerco questa relazione, e fa così. Va nella TV e sta roba non funziona. Nella sua testa dice non funziona. È un programma neurologico. Chi ha fatto quella TV arriva da una generazione dove non ha fatto questa esperienza, per cui non ha un programma, è un tema neuroscientifico. Voi siete la categoria più preziosa del paese, dovete essere 10 anni avanti, se no continuate a costruire televisori per un mondo che chiederà, vi farà delle domande e non saprete produrre risposte. Ma spegnerla? Devo spegnere? Si deve spegnere la TV. Certo, alziamo anche i muri per difenderci dalle invasioni. Il muro... No, la campagna è finita, hanno già votato. Il muro, perché è sbagliato? Non ne faccio una questione politica, ciascuno a casa sua faccia ciò che dica. È sbagliata come soluzione, non sarà un muro che interromperà un flusso. Oggi non è un muro fisico che interrompe un flusso culturale. Noi confondiamo la demografia coi barconi. La ripopolazione del pianeta demografica è economica. I cinesi hanno la metà del debito pubblico del pianeta, controllano tutti. Quella è demografia. I cinesi hanno comprati l'Inter e il Milan, lo sapete? Quando si gioca il derby, la partita di cartello di una... facciamo un po' di economia, del calendario, del turno del campionato. Qual è l'orario in cui si gioca la partita più importante del turno? 8:45 di che giorno? Del sabato o della domenica? Quando finalmente anche il Milan è riuscito a siglare con i cinesi, e i cinesi sono comprati il Milan dopo che si erano già comprati l'Inter, 2 settimane dopo c'era il derby di Milano, era 2 anni fa, che era in agenda il sabato alle 20:45. A che ora si è giocato? Alle 12:30 di che giorno? Del sabato. Perché? Perché devono vendere magliette in Cina, devono fare, si chiama ROI in azienda, Return on Investment. Quella è colonizzazione. Ci siete? Non vi confondete coi barconi. Voi dovreste parlare cinese, voi dovreste parlare arabo, voi dovreste avere studenti nelle nostre università, che sono università più... sto cercando... radicate nella cultura del mondo. Poi ragazzi, noi ci siamo fatti tutte le culture più importanti, sono passati tutte di qua e hanno lasciato segni nella nostra terra ovunque. Pensate, ero a Palermo l'altro giorno, capitale italiana della cultura, ragazzi, normanni, bizantini, greci, romani, ma che cerchiamo? Noi abbiamo tutto, dovrebbero essere tutti fuori a fare la fila per venire qua e dire: mi insegni qualche cosa per piacere. Studiate, vi prego, cinese, arabo. Vabbè, ok, faccio una fuga in avanti.
Vi dico che 8 miliardi e 3 della popolazione tra il 2030 occuperà le grandi città, le aree urbane. Questo sarà la concentrazione in 40 grandi città del mondo, non in Italia perché la morfologia del nostro paese non consente grossi agglomerati urbani, ma non mi stupirei se i miei figli cresceranno in un mondo da adulti, o certamente i miei nipoti, dove Milano sarà arrivato alle porte di Bergamo, probabilmente anche Brescia, e la grande produzione del prodotto interno lordo verrà concentrato in queste città, ci saranno economie nelle zone cittadine diverse dalle zone rurali. Terzo grande driver che guiderà il mondo nel futuro, la tecnologia, grande banalità, certamente. Io non so che consapevolezza voi abbiate dello stato avanzamento della tecnologia, vi faccio vedere un breve video, giusto perché così ci diamo uno standard uguale per tutti. Se potete fare anche buio in sala, per favore, grazie. We could build a little thing that could control a giant. Can you imagine a world in which the deaf can hear? A world where we can give the terminally ill a perspective. A future even. A world in which we all grow older. Our food is healthier, feeding not just a few, but everyone, without exhausting our planet's resources. A world in which we have answers to problems now deemed unsolvable, where we can control the flow of water, harness the devastating force of hurricanes to come, and where we can sleep safely behind our dikes and dams. A world in which roads are less hazardous, where education is greatly enhanced and made accessible to all human beings. We can make the world so much better, healthier, safer, more friendly even. We are at the verge of a new beginning, a time of virtually limitless possibility. Developments in technology will snowball in all directions and all dimensions. One milestone after another is reached, at dazzling speeds. What seems unthinkable today may well be real tomorrow. The question is not whether this vision will ever become reality. The answer is simple. It will. That's for certain. The real question is, can you imagine it? Can you see yourself catching this exponentially growing wave of new technology and riding it straight into the future? If you can, then the rest will follow. Try it. You'll be amazed.